Li hanno attesi alle 6 di mattina, quando sapevano che sarebbero saliti in un furgone per raggiungere il cantiere dove lavoravano come manovali, quando la coppia si è parata davanti ai loro occhi in quattro, impugnando mazze ferrate e bastoni, hanno cominciato a picchiarli a sangue. Un vero agguato, una violenta aggressione a seguito della quale tutti i protagonisti, cittadini extracomunitari di nazionalità kosovare, hanno riportato lesioni tra i 10 e i 20 giorni di prognosi. Le due vittime, come gli aggressori di nazionalità kosovara, hanno 23 e 24 anni. Per loro si sono aperte le porte dell'ospedale di Castelfranco. I medici, dopo aver prestato loro le cure necessarie, hanno trasmesso il certificato medico ai carabinieri, che a loro volta hanno immediatamente avviato le indagini sul pestaggio di Vedelago. Accertamenti resi difficili dal muro di omertà in cui si sono imbattuti. Le due vittime, infatti, non hanno voluto spiegare chi fosse stato a picchiarli. Con il passare dei giorni, tassello dopo tassello, i carabinieri sono arrivati ai nomi dei 4 picchiatori, connazionali e coetanei della vittima. A quel punto per tutti, vittime che a quanto pare si sono difese energicamente aggressori, è scattata una denuncia con l'accusa di rissa, lesioni personali e minaccia aggravata.